Allora, eccoci qua, tornati in studio, ultima parte della trasmissione, parliamo dei rimborsi per i risparmiatori truffati delle Popolari Venete e non solo delle Popolari Venete, ricordiamo ci sono anche altre banche e altri risparmiatori coinvolti. Allora, prima della pubblicità si diceva quali sono le tempistiche, allora si attendeva, era annunciato da tempo questo primo decreto attuativo. Che cosa dice questo decreto attuativo e adesso quali sono le prossime scadenze anche per i risparmiatori? Chi vuole cavallare? Niente, allora, questo primo decreto attuativo è stato firmato il 10 maggio, è uscito in Gazzetta l'11 giugno, che tempistiche dà? Entro 20 giorni dal 15 giugno la CONSAP, che è la società che è supportata dallo Stato e che supporta il MEF e il Comitato, deve pubblicare sul proprio sito una maschera fondamentalmente con le istruzioni per compilare la domanda. Questo entro 20 giorni? Dall'11 giugno. Poi però, attenzione, perché non è che la cosa sia così semplice, quindi intanto abbiamo la mascherina. Decorsi 45 giorni dall'11 giugno, sempre dall'11 giugno, è possibile cominciare l'inserimento dei dati. Significa che partono le domande? No. Perché? Praticamente occorre aspettare il decreto che fissa i termini di decorrenza, cioè di invio effettivo della domanda. E questo deve ancora uscire, è uno dei due decreti che stiamo aspettando. Questo decreto ancora non fissa i termini di decorrenza delle domande. Bisogna anche aspettare un ulteriore decreto che indichi e nomini i componenti di quella che è la commissione tecnica. Quindi in globale, quella di cui parlava prima, che sarà chiamata a valutare, esatto, diciamo, in totale che cosa abbiamo? Abbiamo un primo decreto, questo, che è sostanzialmente descrittivo del decreto crescita, è limitatamente interpretativo, però creando qualche perplessità, che è quella di cui abbiamo sentito parlare prima, speriamo venga chiarita. E poi dobbiamo aspettare altri due. Comunque i termini sono di 180 giorni, per cui benché vada, a nostro modesto avviso si finirà nell'esaurimento dell'istruttoria delle domande all'incirca verso febbraio-marzo 2020. I primi soldini cominceranno a vederli in aprile-maggio del 2020, quindi il tutto così immediato non è. Questo se va tutto bene, se non ci sono intoppi. Un altro punto che la Commissione poi deve puntualizzare le tipologie per tutti coloro che non hanno il rimborso cosiddetto automatico, ma che devono dimostrare risparmiatori che hanno massive, eccetera. A 50.000. C'è anche questo ulteriore aspetto da considerare. Quindi in termini di tempo, secondo lei, coincidono con quelli che ha detto l'avvocato Cavallari, insomma, adesso. Naturalmente dipende poi, per quello che riguarda, diciamo, gli azionisti più ricchi, si tratta di vedere quando la Commissione adotta questi criteri. Una commissione sarà sufficiente? Beh, è prevista la suddivisione in sottocommissioni, mi sembra. Ma credo che vogliano fare un sistema abbastanza informatico, per cui gli automatici, ci saranno molte decisioni in via automatica. Sì, dovrebbe essere tutto molto standardizzato, il fatto appunto che ci saranno le tipizzazioni degli illeciti, in teoria dovrebbe rendere appunto l'esame della Commissione molto agile, molto rapido. Ecco, c'è da dire però che da quello che abbiamo potuto vedere i risparmiatori di documenti ne dovranno davvero produrre molti, ecco, c'è molta burocrazia. Io francamente, se fossi un risparmiatore e dovessi farmi la domanda autonomamente da solo, sì, non dormirei la notte, insomma, ecco. Bisogna appunto produrre molta documentazione, quindi insomma sarà un lavoro non da poco, insomma. Tra l'altro senza l'assistenza di un legale. Ecco, sì, quello è molto interessante. Sì. Come, scusi, può ripetere che non ho capito? Non è prevista, anzi è vietata l'assistenza forense diciamo, degli avvocati per queste richieste. Naturalmente la cosa lascia perplessi, siccome appunto c'è parecchia burocrazia, la domanda è complessa e via dicendo, non vorremmo che sia un po' un modo per far sbagliare la gente e quindi che sia una sorta di trappola. La norma stranamente dice che questo genere di prestazione non è ricompreso per prestazioni professionali forensi e pertanto non ha diritto ad alcun compenso. Adesso io voglio capire una cosa, allora
Questa è la prima legge in Italia che stabilisce che l'avvocato non ha diritto a percepire compenso. Adesso io ho capito che la categoria degli avvocati non è simpaticissima, cioè, ma che arriviamo a misure populiste di questa caratura, a me francamente fa impressione. Cioè, voglio dire, allora, se non andiamo, oltretutto, se non si va dall'avvocato, questi possono andare al commercialista, con la disparità di trattamento che il commercialista può essere pagato e l'avvocato no. Oppure se non si va dal commercialista, si va dal consulente del lavoro, quegli altri due li paghi e l'avvocato non lo paghi. Cioè, siamo messi nella condizione che, pur essendo professionisti qualificati con albo vigilato, veniamo ghettizzati. A noi questa cosa qua non è che ci sta tanto in tasca, ve lo dico chiaramente, perché abbiamo anche scritto al CNF, io e il professore su sta roba qui, e il CNF non ci ha mica risposto su sta roba qua. Insomma, va bene tutto. Ma i termini per fare questa domanda quando sono? Quando scadono i termini per fare questa domanda? Ma deve uscire il decreto ministeriale che darà quindi deve prima uscire questo decreto e si prevede che sarà nel... Ma uno uscirà adesso e il terzo ci auguriamo entro la fine di luglio, in maniera tale che si sappia da quando si deve partire. Però senza avvocati. Sì, questo lo prevede proprio la legge finanziaria, cioè dice che appunto la presentazione della domanda non costituisce prestazione forense, di conseguenza l'avvocato se vuole lo può fare, però non costituendo prestazione forense non può chiedere di essere pagato. Questo, ecco, va detto, è stato uno dei risultati che una parte delle associazioni hanno sbandierato con maggior felicità, mi verrebbe da dire. Sia la prima legge che determina la schiavitù di una categoria professionale. Sì, io non ho mai visto questo va detto. E poi la cosa incredibile appunto è che si parla solo di avvocati, cioè quindi uno va dal commercialista e può farsi pagare, invece dall'avvocato no, quindi sì, è un qualcosa veramente abbiamo visto, questo è bestiario legislativo, scusate il termine, insomma, siamo a livelli, se io non voglio prendere parte nella politica, ma così no, voglio dire, così fa ridere, mi taccio. Bene, per un documento anche particolarmente complesso da presentare, certo, con il rischio quindi di sbagliare e di non recuperare. Ma uno poi deve andare a fare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, figurati, che poi se risulta inesatta lo sottopone anche a processo penale, si corre il rischio di un processo penale, quindi, quello, per cui insomma anche non è che insomma si scherza, insomma, ecco, no? Cioè, l'assistenza tecnica piaccia o non piaccia, ci vuole. Capisco che oggi la stima per gli avvocati si è abbassata. Sotto zero ormai. Sotto zero, ma purtroppo sono ancora indispensabili. Così no, insomma, dai. Certo. Bene, aggiorneremo il pubblico sulle vicende future, perché è importante che sappia come si sta svolgendo la questione e soprattutto rinviamo la puntata alle prossime settimane per capire anche per questi decreti quando arriveranno. D'altronde noi abbiamo seguito sin dall'inizio questa triste vicenda, perché dopo, al di là del fatto che magari anche si possa sorridere in studio, ricordiamo che è stato un dramma, che è stato un crack pesante per tutta l'economia del Veneto. Esatto. No? Sì, certo. Allora all'inizio si è partiti in una determinata maniera, quindi tante associazioni che appunto con dei risparmiatori truffati, tante aspettative, una battaglia lunga, si è arrivati a questo fondo e adesso diciamo che quello che si raccoglie purtroppo non è molto, sia dal punto di vista appunto della giustizia, perché stiamo vedendo come sta andando il processo, speriamo che comunque abbia la possibilità di arrivare a compimento e quindi arrivare a sentenza, e lo stesso vale per i rimborsi dei risparmiatori, che dovranno aspettare almeno fino all'anno prossimo. Speriamo che tutto fili liscio. Ci fermiamo qua, Ermanno, allora? Sì. La prossima puntata? Allora abbiamo un'altra questione non particolarmente felice, cioè quello dell'amianto. Dell'amianto per quanto riguarda sia la bonifica, sia per quanto riguarda le associazioni delle vittime, dei familiari appunto dell'amianto. C'è ancora molto da fare e ci sono anche delle situazioni, come dire, che restano ancora pendenti e
e quindi è un problema. Diciamo che l'uso dell'amianto continua anche se è vietato, e ci sono situazioni veramente drammatiche dove c'è gente che muore per scavare in Sud America e tirar fuori l'amianto, e viene usato costantemente. Poi c'è il problema della diciamo, demolizione di quelle strutture che sono fatte in amianto, perché è un rischio continuo, e quindi tratteremo la prossima volta. Secondo argomento? Ma dovevamo ancora deciderlo, o hai pensato qualcosa? No. No, insomma, adesso decideremo, comunque sicuramente parleremo dell'amianto la settimana prossima. Grazie al professor Rodolfo Bettiol per essere stato qua con noi, grazie all'avvocato Matteo Moschini e grazie all'avvocato Fulvio Cavallari per la vostra presenza, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, ci vediamo venerdì prossimo alle 21 come sempre, TV7 Match, vi aspettiamo.